Eder. Mech. Pallister. Nel caso Resinovic, la partita sugli orari non è un dettaglio da cronaca accessoria, è il punto in cui una ricostruzione regge oppure si sfilaccia, perché qui non si discute solo del fatto che Liliana non rientra, ma di chi accende l'allarme per primo, a che ora, con quali passaggi concreti e con quale logica. Un primo nodo riguarda Claudio Sterpin e l'attivazione del giro di contatti. Nella ricostruzione che emerge dagli atti, Sterpin risulta già in fase di preoccupazione nella mattinata e poi nel corso della giornata, al punto da cercare un confronto diretto. Questo aspetto conta perché sposta l'attenzione. L'inquietudine non nasce necessariamente in serata, ma si colloca in un quadro in cui l'assenza e l'irreperibilità vengono percepite come anomale già prima. E la preoccupazione circola, passa di bocca in bocca, innesca verifiche e racconti. Il secondo nodo, quello più delicato, riguarda la sequenza temporale che porta al coinvolgimento di Gabriella Micheli e del suo compagno Salvo in relazione a Sebastiano Visintin. La scansione riportata è precisa. Alle 17:37 Gabriella invia un messaggio a Liliana. Il senso è pratico, quasi da ponte tra persone. Farle sapere che qualcuno è preoccupato perché non si è presentato a un appuntamento e non risponde. 2 minuti dopo, alle 17:39, arriva una telefonata di Visintin che chiede di andare a casa sua. Gabriella e Salvo si muovono e una volta lì, Visintin riferisce che Liliana non è ancora rientrata. La frase che pesa, nella ricostruzione, è quella sui telefoni. I 2 cellulari di Liliana sarebbero rimasti in casa, visibili, appoggiati sul tavolino. Qui nasce la prima discrepanza logica, più che cronologica. Se l'elemento strano è che Liliana di solito rientrava prima, la domanda naturale diventa: quando scatta davvero il campanello d'allarme? Perché tra l'idea di un rientro atteso nel pomeriggio e l'attivazione dei contatti esterni alle 17:39 c'è un vuoto che chiede una spiegazione lineare. Non basta dire che era preoccupato. Serve capire cosa succede, cosa viene tentato, chi viene contattato e in quale ordine, prima di arrivare alla chiamata che porta gente in casa. La seconda discrepanza riguarda il comportamento operativo sui telefoni. Se i cellulari sono a casa e continuano a ricevere chiamate e messaggi, esiste un bivio: rispondere per capire oppure non toccare nulla per prudenza. La ricostruzione riporta una linea di cautela con l'idea di non intervenire sugli apparecchi, ma quella cautela in una situazione di emergenza percepita è un elemento anomalo e per questo diventa un punto sensibile. È una scelta dettata da lucidità, da blocco emotivo, da timore di fare danni oppure da altro. In un'indagine questa non è psicologia da salotto, è un fatto che va confrontato con i tabulati, con le attività successive e con la coerenza delle dichiarazioni. C'è poi un altro passaggio che complica la timeline. La ricostruzione include anche una telefonata in cui Visintin contatta Gabriella usando il telefono di Liliana, collocata nella fascia serale. Questo dettaglio da solo conferma che il telefono era accessibile a chi era in casa, ma al tempo stesso apre un'ulteriore domanda operativa. Se un telefono viene usato per chiamare terzi, allora non è un oggetto intoccabile. Quindi la linea del non tocco nulla si intreccia con comportamenti che, almeno in parte, implicano l'uso del dispositivo. Il punto finale è che gli orari raccontati e gli orari registrati possono non sovrapporsi perfettamente. Tra chiamate tradizionali, possibili contatti via app e cancellazioni, una ricostruzione verbale può scivolare rispetto ai log tecnici. Ed è qui che le discrepanze diventano materia vera, non per costruire teorie, ma per stabilire una sequenza verificabile. Chi chiama, da quale numero, con quale mezzo, a che ora, con quali esiti e soprattutto in quale momento la situazione ne viene percepita come oltre la normalità. In sintesi, la crepa non sta in un minuto che manca. Sta nel punto di innesco dell'allarme e nella gestione dei telefoni, che sono 2 pilastri della giornata. Da una parte c'è la preoccupazione che circola e si muove già prima della sera, dall'altra c'è un'attivazione più tarda dei contatti e una gestione non lineare degli apparecchi. Se si vuole una ricostruzione solida, l'unica strada è far parlare i riscontri tecnici e misurare, senza sconti, la coerenza interna di ogni dichiarazione con la sequenza degli eventi. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.